Buongiorno Italia, siamo più o meno a Cassavio con la Alessia. Più o meno vedi in riva al mare? No, forse non si vede. E qua c'hai praticamente lei che adesso va col CP, no? A fare la passeggiata in riva al mare. E aperitivo. Zingaro in camper in castigo a pelar patate. Ecco, poro Singano. La solitudine del Singano che lo hanno abbandonato del tutto da solo. Ciao, sbuccia bene. Nel camperino a sbucciare il patatino. Non era questo il concetto di patata che avevo comunque. Il CP Poretta è stato un po' male in questi giorni, adesso sembra stia molto meglio. Perché sai, al raduno avevano preso una cassa toracica da mangiare, poi le ossa le andate al CP e Poretto io non me ne ero neanche accorto. E quindi blocca l'intestino ai cani, non vanno bene le ossa ai cani, cioè un osso ogni tanto può andare bene, ma lo stereotipo del cane che mangia l'osso come il topo che mangia il formaggio è da dimenticare. In questi casi, se ti dovesse succedere, se che il primo tentativo da fare è fargli una bella ciotola di latte con olio di vaselina. Se il cane così non dovesse sbloccarsi, lì ahimè purtroppo è necessario aprire la pancia al cane. Io un paio di cani li ho salvati così, e al CP invece, siccome stava già meglio, no? Ha fatto un po' di diarrea in questi giorni, era tutta lì poretta moza e le ho dato solo un po' di latte con un pochino di olio di oliva e basta, insomma, ecco, adesso è qua che va in spiaggia, che corre con la Ale e dai, è tornata nuova, dai. Come si fanno le patate in camper? Allora, mamma mia, vengo sempre scuro, porca miseria, perché le luci sono anche buone, cioè se guardi il camper, cioè è anche carino, no? Come luci, colori, no? La parte di dietro di me. Io invece vengo sempre, diciamo, scuro e scolorato, cazzo, sono sempre ombroso in qualsiasi punto io mi metta. Vabbè, dai, oh, sarò mi fatto così, ho saputo che te dici. Allora, le patate in camper ovviamente non hai il forno, o meglio, la maggior parte dei camper non ha il forno. Diciamo che sì, se vuoi farti delle patate in padella, prima andrebbero lessate. Io per motivi di tempo non le lesso mai. Le taglio però a cubetti molto fini, tipo di 1 centimetro, a volte anche meno, quindi tieni conto 1 centimetro per lato e quella è la patata che faccio io, tipo tento così. Dopodiché subito 2 fili di olio di oliva e giri subito, le amalgami bene, no, su questo olio, perché sennò dopo si appizzicano alla padella, anche se è una padella antiaderente. I primi minuti va bene anche se tieni il coperchio chiuso, dopodiché no, dopodiché diventa pappardella, diventa purè, no? Sì, no, non è diventato un canale culinario, cioè al massimo qualche culo ogni tanto, ma non culinario nel senso roba a mangiare. Però sai, in camper chi fa le prime uscite dice cacchio mi faccio da mangiare, no? E allora sai, non avendo il forno, non avendo la friggitrice, non avendo il microonde, eccetera eccetera, un po' bisogna ingegnarsi, e con una buona padella antiaderente, culo largo e coperchio trasparente con le guarnizioni riesci a fare veramente tante robe. Dopodiché una cosa che io consiglio quando le fai in padella, vedi, girarle così e non con la, come si dice, non con la spatolina, non con il cucchiaione, altrimenti rischi che lasciano parte della pelle, comunque parte della patata nella pentola, no? E le rompi tutte, no? Le schiacci, meglio di no. Quindi gli dai 2 belle girate col coperchio, adesso ecco è già ora anche di alzare e via. E il fuoco ovviamente non troppo alto, perché se no succede che me le arrostisci già fuori e dopo dentro sono crude, quindi sempre fuoco lento. Poi vedi che se iniziano a essere morbidine verso la fine vuoi dargli una brustolita in più, allora li puoi alzare, però fuoco medio basso. Colgo l'occasione per ringraziare il tu che mi ha lasciato sta bozza di rosso, quella che viene dalla Sardegna, da Sardegna, eh sì, è proprio anche imbottigliato in Sardegna, cioè proprio me l'hanno portato dalla Sardegna proprio, eh? Ma il giardino di Singano no, non si vede, perché non so se lo riuscirai a vedere. Praticamente siamo davanti a sti rametti e proprio fronte spiaggia. Proprio in spiaggia non possiamo andare perché da noi non si fa, diciamo, ecco, cioè non si può. Per carità, un bel posto, non sapevo dove portarla perché dopo domani, sai, ti ricordi, avevo appuntamento con i sindacati per andare a parlare, no, del discorso della busta paga, orario full time, straordinari, 13esima, 14esima incluse, TFR 1070 euro più anche la precedente.
Vabbè, e quindi niente, dopodiché sì, magari una piccola espatriazione me la farei, magari non da andare tipo in Toscana, quelle cose lì, cioè più che altro per non superare le montagne col ghiaccio per terra e la neve, però un qualcosina me lo potrei fare, magari potrei provare, ecco, ti posso testare qualche nuova area sosta gratuita nel Friuli, che mi hanno dato dei nomi, e poi approfitto, faccio, non dico il pieno, ma un po' di gasolio in Slovenia, perché ho visto che non mi conviene più fare il pieno, dopo sono tutto infossato, cioè a me il camper piace leggero, preferisco spendere di più ma avere il camper che va via leggero. E quindi dove abito oggi? A Racam, me lo sono anche scritto perché ho detto vengo vecchio, mi viene l'Alzheimer, non mi ricordo. Dopo tu mi dici, ma non dici più dove abito oggi? E io ti rispondo, cazzo dici, quando mai l'ho detto? E invece così, quindi vedi, è strategico sto camper. Quindi dove abito oggi? Vam, acá. Ah, Italia è una roba relativamente importante, se anche te diciamo ti piace giocare con le fotocamere, no? Queste diavolerie per fare i video, se tu attivi la stabilizzazione, questo vale sia nelle foto ma soprattutto nei video, diciamo che aumenti la dimensione del video, cioè vai tipo a ingrandirlo, quindi perdi di dettagli, quindi stai attento, se usi i cavalletti o fai scene devi farle tipo a rallenti dove alla fine non ti serve la stabilizzazione, disattivala. Comunque quello che volevo far vedere era questo, metti in pausa perché ora ho il sole contro, non riesco neanche a leggere. Ah boh, hanno scritto, adesso ho letto, hanno scritto una cosa corretta e hanno descritto correttamente l'articolo 185 del codice della strada. Quindi ora io e l'Alessia, no, che siamo qui, vedi, che non abbiamo il gradino aperto, non abbiamo finestre che si aprono per così, perché la nostra si apre a scorrimento e non scarichiamo acqua e cose del genere, e quindi siamo in sosta, no? Così deve essere. E alla fine vedi qua, io mi metto con il mio veicolo, no? E mentre non so un altro può arrivare con la macchina a tirarsi sul canone, io mi faccio le patate in padella, che stanno già iniziando a brustolirsi. Sì, non sono pronte, però insomma. L'unica roba è che adesso mi è sparita l'Alessia, porca miseria. Solito vado un attimo in riva al mare, poi sei quella che quando prende e fa le camminate te la ritrovi a 7 km, ma non come modo di dire, proprio a 7 km proprio. Vabbè, mangerò le patate da solo, cosa faccio? Non ho capito, le faccio raffreddare? Ale, a mia discolpa. No, dopo passo anche a pastronzo. Caro tu che mi hai lasciato il vinello, porca miseria, il peta... Cioè il peta vuol dire il grado, cioè il grado vuol dire ti ubriaca, porca miseria, con un quarto di bicchiere so già, ehi là. Chissà che patate che combino su. Sì, pensavo tra me e me, è stato proprio veramente un bel raduno. E vedi, anche adesso per esprimere quello che io vorrei dire dovrei stare molto attento con le parole. Provo. Allora, senza offendere nessuno, diciamo che io ho sempre conosciuto brave persone, fortuna vuole, però fatta caso al raduno ci sono state persone veramente molto speciali, cioè è stata una coincidenza, hai capito? E quindi è stato bellissimo per quello. In più anche persone, devo dire, effettivamente molto bruciate, nel senso molto divertenti, molto... Porca miseria, c'è anche la scena della doccia, cioè sono cose che uno non si aspetta, no? Cioè cose che io apprezzo tantissimo perché veramente vuol dire proprio godersi la vita, no? Tutte queste piccole cose, chiamiamole, no? È stato veramente molto bello, ho apprezzato tanto anche Giorgio che mi ha invitato a cena o pranzo, non mi ricordo, da lui il giovedì perché eravamo arrivati 2 giorni in anticipo, e anche l'altro signore che non mi ricordo il nome, no? Cioè perché veramente mi hanno colpito, perché con tutto il rispetto, no? Cioè è una cosa normale, ognuno arriverà a una certa età, cioè spero anch'io, e chiunque altro, no? Però questi cazzo, sti signori, no, una certa età, porca miseria, nulla avevano da invidiare un trentenne, cioè proprio li vedevi come atteggiamenti, come modi di fare, come energia proprio, a voglia di fare l'estro, no? Cioè, è stato strano, no? Cioè, ne trovi, signori così, per carità, non è che solo loro.
però insomma veramente una minima parte, insomma io credo che dal 5 al 10% di tutti i signori che io ho conosciuto possono vantare di coprire questo ruolo di trentenni, no? Come lo hanno coperto loro, quindi è stato veramente molto bello. Finito un po' drastico, per chi lo sa o per chi non lo sa, insomma è successo che poverino un signore in preda alla depressione poi lì si è impiccato. Fatto sta che una ragazza del gruppo, dico una ragazza perché non so se è corretto fare il nome, lei poretta col moroso erano andati, non so, a prendere sigarette, non mi ricordo cosa, sono arrivati poi in macchina e ti dico, come ambientazione bellissimo, wild, però di notte è un po' da film horror, cioè andarci da soli in quei posti, cioè neanche io ce la farei, capisci? Cioè, anche se so che sono da solo, non ci sono cinghiali eccetera, ma è proprio da film horror, buio pesto, sti alberi spogli cadenti con la nebbiolina, è veramente da film horror. E questa qua, trovarsi coi fari della macchina, quindi luci artificiali, questo corpo impiccato che all'inizio addirittura pensavo fosse un manichino, quindi doppio shock, capisci? Perché è un po' come il pagliaccio di It, faccio un esempio, no? Capisci l'esempio? Un conto è che te lo trovi, non so, in un centro commerciale, no? Pieno di gente, con tutte le luci. Un conto è che te lo trovi magari di notte quando vai a pisciare nel corridoio di casa tua. Cioè, capisci che sono due cose completamente diverse, no? Quindi il soggetto è lo stesso, ma l'ambientazione veramente fa tantissimo. E quindi a me, sinceramente, ha fatto più paura la scena di lei che ha visto questa cosa che la scena in sé, perché insomma, poi per fortuna eravamo tra di noi e ci siamo sorretti a vicenda, io ho somministrato gocce di bacca a tutti quanti, poi vabbè gli ho chiamato l'ambulanza, gli ho fatto dare dei calmanti, purtroppo l'ho visto anch'io, non volevo, però andando a chiamare l'ambulanza diciamo apposta mi sono messo la mano così, però cazzo dopo i carabinieri e tutti avevano i fari puntati, l'ambulanza era proprio davanti, quindi per quanto io ci abbia provato insomma, purtroppo l'ho visto anch'io, insomma non è il primo morto che vedo, però sono cose, anche se dovesse capitare a te che capita un incidente, cose del genere, evita, perché magari al momento può non farti senso, però dopo quelle cose te le porti dentro, te le sogni più avanti, quindi evita come ho provato a evitare io, diligentemente. Poi non è successo, però insomma ci ho provato, hai capito? Quindi anche te se trovi incidenti, trovi cose strane, lo so che puoi essere curioso, però no, evita, va via. Però no dai, per il resto veramente epico, pochi ma buoni, pochi nel senso che avremmo dovuto essere molti di più, perché il raduno, anche se non è stato molto pubblicizzato, c'era un incontro così del gruppo delle puntine del mondo, era fissato al 2 di febbraio diluviava e quindi è saltato tutto. Io più che raduno, non mi è mai piaciuta sta parola raduno, io quello che volevo farti vivere e che ho fatto era di fare una puntina assieme, l'ho fatto in un posto che già conoscevo, quindi non una puntina nuova ma una puntina già fatta, però anche lì a chi arrivava avevamo le posizioni GPS di dove caricare l'acqua, di dove era il parcheggio, di dove erano i casoni e tutto quanto, poi insomma ci siamo trovati, abbiamo sparato le stronzate, ognuno ha fatto le foto, i video. Ovviamente, come sempre, tutti hanno visto i caprioli tranne me, addirittura, porco cane, non mi ricordo il nome, perché io con i nomi sono così, il ragazzo quello con il Westfalia, no, il T4, e lui ha fatto un video che gli avrei sputato in un occhio, cioè vabbè che avrà la reflex, è anche bravo lui, però porca puttana ha fatto un video di quei cervi che il National Geographic può andargli a pulire il culetto quando fa la cacca, cioè veramente, io ci sono rimasto di merda, un po' l'ho odiato e un po' gli ho detto porca puttana che razza di video, per carità, dopo vabbè anche lui si è messo giustamente, cioè come bisognerebbe fare i video, cioè lo metti in manuale, ti studi la situazione, cavalletto, l'inquadratura non a caso, veramente ha fatto un capolavoro di video quel ragazzo, mamma mia. E vabbè, insomma, tutti... Ah no, mi sono salvato all'ultimo, ho visto il falco, ecco, di notte che passava lì nel bosco, almeno quello, esatto, perché nutrie 0, fagiani 0 e caprioli 0, li hanno visti tutti gli altri.
neanche una medusa, cioè proprio a fauna da me, e sì che sono anche vegetariano, ma oltre a quello, no, perché c'è tutta la storia dietro, no, di questa biologa che la chiamavano la strega polacca, no, che la gente gli diceva ma come mai tu ti avvicini, no, agli animali, sì, non è una favola medievale, è proprio una cosa relativamente recente, e noi non riusciamo, no? E lei gli diceva cosa hai mangiato, hai capito? E io però nonostante questo e nonostante, cioè ci mette anche un po' di testa, nel senso cerco di muovermi con molta calma, senza far rumore, ma anche di dare con i segnali del corpo quegli avvertimenti: non vi sto facendo niente e soprattutto non me ne frega niente di voi, come avevo fatto con le marmotte in Francia. Lì è un po' funzionato, però con le nutrie, con i caprioli e quelle cose lì, boh, perché non capisco, mi stanno distanti, perché io veramente, cioè, passo, faccio finta di niente, non ti guardo neanche, cammino lento, sono proprio in postura sciolta, però niente, vedono me, sai che cosa faccia, singano e dice guarda che brutto muso che l'ha, aspetta che andiamo via, perché poi vedo, cazzo, cioè su Facebook degli amici che ho dalla Lombardia, mi pare Pavia, tutti con ste nutrie in braccio che gli danno le carotine qua e là, e cazzo io la nutria che mi sono avvicinato di più era 6 metri, tra le prime puntine sono riuscito a fare dei bei primi piani perché avevo la Nikon, cioè aveva uno zoom 30x ottico, quindi puoi immaginare, però se no, cioè io le nutrie col canocchiale me le guardo, cioè per fine nutrie non me vuoi, porca troia, gara sommario, oh, ma l'ale non torna proprio più. Cioè, fortuna che le ho lasciato il CP, cioè così sto anche tranquillo, perché insomma il CP quando arriva qualcuno, là il discorso che ti dicevo della postura, i toni di voce eccetera, no? Quando ti rapporti con gli animali, lei queste cose le capta moltissimo. CP è estremamente aggressiva con chi può venirti a importunare ogni tanto quando trovi spacciatori, quindi qualcuno che si avvicina un po', diciamo, incerto, no? Un po' sul chi va là, o soprattutto con gli ubriachi, cazzo, mi ricordo fin da cucciola, aveva tipo 6 mesi, una roba del genere, perché, no, forse anche meno, sono usciti quelli del bar a farmi i complimenti, perché sta qua è partita come una iena, cioè no a baiare, proprio partita, ogni ubriaco che si avvicinava, era incredibile, mentre con tutte le altre persone, qualsiasi altra persona, chi l'ha conosciuta vede come si comporta il CP, insomma.